La città sospesa, un libro e un progetto per non guardare solo il nostro ombelico, ma che ciò che accade fuori da noi ci riguarda. Presentazione del libro di Francesco Tabacco Asmara, La città sospesa. Edito da Book Sprint Edizioni. Presso Club per l'UNESCO via Galliera 4 Bologna, sabato 15 marzo 2025, dalle ore 10.50, sia in presenza che in diretta streaming attraverso la piattaforma Facebook. Saluti e introduzione, Avvocato Bruno Cinanni, Presidente Club per l'UNESCO Bologna. Dialogano con l'autore, Andrea De Maria, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Fabio Alberto Roversi Monaco, giurista e accademico, già magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Pasquale Santoro, storico, una vita tra Eritrea, Italia, Etiopia. Amministratore della pagina Facebook Il Club degli Asmarini e Addis Abebini. Vito Zita, consulente finanziario, ricercatore, storico, storiografo. Innumerevoli i suoi libri scritti sull'Eritrea e sulla nostra presenza in quella terra. Sergio Stumpo, economista, amministratore delegato società Target Euro, ha grande esperienza in dinamiche di rete e gestione di destinazioni turistiche. Gualtiero Nicolini, presidente ANLAI, Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, che, nel tempo, ha organizzato una ventina di concorsi nazionali ed internazionali cui hanno presentato più di 2000 loro opere liutai di 40 nazioni. Conclusioni, dottor Pietro Procopio, presidente nazionale Associazione Sclerosi Multipla Albero di Cos Onlus, associazione alla quale saranno devolute le royalty relative alla vendita del libro. Modera, Luigi Dati, avvocato, già consigliere nazionale Associazione Sclerosi Multipla Albero di Cos Onlus, con delega per gli affari legali, al termine, Sapori d'Eritrea. Ci porteremo in via Vasari 4, presso il ristorante Adal che, ormai da anni rappresenta il baluardo bolognese della cucina eritrea e nordafricana. So much fool, I don't know, so